Ora a Verona, in tema di alluvioni, il pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sugli allagamenti del 1° novembre 2010. I guasti al territorio sono troppo diluiti nel tempo per individuare responsabilità precise. Vediamo. Tante e ramificate le responsabilità sulle alluvioni del 2010 e 2011 che hanno colpito i comuni di Monteforte, Soave e San Bonifacio. Non è possibile individuare dei singoli colpevoli e quindi il pubblico ministero che segue l'indagine ne ha chiesto l'archiviazione. C'è stato un uso scriteriato del territorio. Negli ultimi 50 anni si è edificato senza alcuna attenzione alla fragilità idrogeologica. Un'attività edilizia molto intensa nell'est veronese, dove si è costruito in zone non idonee senza tenere conto della instabilità del territorio. Spesso piani interrati sono stati trasformati in cantine, magazzino o garage. Attività industriali si sono sviluppate a ridosso degli argini dei torrenti. Responsabilità quindi che vanno distribuite tra le varie amministrazioni che non hanno vigilato adeguatamente sul territorio. Anche nella gestione dell'emergenza sarebbero stati rilevati dei punti critici, il sistema di allarme non avrebbe funzionato e i cittadini non sarebbero stati allertati in tempo del pericolo incombente.